dei vaccini Pfizer, l'ira di Zaia contro il caos forniture. Se la situazione non cambia, a rischio la campagna vaccinale, denuncia il governatore che ipotizza azioni legali. Nel frattempo parte da Vicenza il ricorso al TAR per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, 17 i genitori che hanno firmato. Zaia, ci adegueremo alle decisioni del comitato tecnico scientifico, ci saranno le condizioni. Tragedia nelle prime ore del mattino a San Giorgio in Bosco, forse per una fuga di gas una villetta esplosa e poi si è incendiata. Morti 2 coniugi ottantenni, nel Veronese un altro rogo letale per un anziano. E shock a San Giorgio in Bosco per la fine di Enrico e della moglie Norma, sposati da 60 anni, il ricordo in lacrime della figlia al nostro microfono. Convalidato l'arresto del 42enne nigeriano che sabato a Concordia Sagittaria ha massacrato la moglie davanti ai figli con 15 coltellate, la comunità ancora sconvolta. Sfuma l'assegnazione a Pieve di Soligo di Capitale Italiana della Cultura 2022, titolo andato a Procida, ma i progetti contenuti nel dossier verranno comunque portati avanti. Consegnato nella notte al Comune di Padova e all'APS il primo tram che funzionerà sulla futura linea chiamata SIR 3 dalla stazione a Volta Barozzo. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Oggi la giornata della fiducia al governo alla Camera dei Deputati. Questa mattina il discorso del Premier Conte per la fiducia. Conte chiede l'appoggio dei volonterosi nell'ambito di formazioni politiche che si collocano nella più alta tradizione europeista, liberale, popolare, socialista per costruire un governo, ha detto, aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia. Conte promette quindi che lascerà la delega ai servizi a un'autorità delegata di sua fiducia e quella all'agricoltura, che si impegnerà per una riforma elettorale proporzionale ad un grande progetto di riforma fiscale. Le opposizioni in aula hanno chiesto le dimissioni, no alla fiducia da Forza Italia e UDC. Italia Viva si asterrà. Questa sera dunque il voto di fiducia per appello nominale e proprio a questo è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Fiducia a Conte, giusto dare la fiducia a Conte? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde. Se per voi è no, invece uno squillo al numero che vedete sulla barra di colore rosso. La chiamata è gratuita e come sempre l'esito del sondaggio questa sera a Ring in onda a partire dalle 21:15. Ed ora il punto stampa del governatore Zaia, la riapertura delle scuole ed il taglio nella consegna di dosi dei vaccini Pfizer al centro dell'odierno appuntamento con la stampa. Vediamo. È vergognoso quello che sta accadendo. È furioso il presidente della regione per il taglio nella fornitura delle dosi di vaccino anti-Covid deciso dalla Pfizer e che rischia di avere conseguenze disastrose sulla campagna vaccinale. È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%. Il Veneto, assieme ad altre regioni come Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, risulta particolarmente penalizzato e la campagna vaccinale, continua Zaia, subirà uno stop con conseguenze da quantificare. Se ci venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Questa settimana, prosegue Zaia, con qualche accorgimento si potrà attutire il danno con le dosi accantonate, ma solo per i richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa? Ci rendiamo conto? Cioè noi faremo solo la seconda dose a chi ha già avuto il vaccino. Cioè creiamo un buco quantomeno di una settimana nelle vaccinazioni. E se la prossima settimana non mi arrivano i 38.000 dosi a 5 o 48.000 a 6, non mi arrivano le dosi del programma, non si vaccina. La regione, rincara il presidente, non ha contratti con la Pfizer ma è parte lesa e sta pensando ad una qualche azione. Noi stiamo pensando di tutelarci, non so come faremo, ma lo faremo. Altra questione bollente di queste ore è la scuola. Anche in Veneto un gruppo di 17 genitori ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza regionale che chiude le scuole superiori fino al 31 gennaio e poi c'è il parere del CTS sulle riaperture chiesto dal ministro Speranza.
Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, le riaperture delle scuole sembrano relativamente sicure se si rispettano le regole, anche se vi sono significative differenze per la situazione epidemiologica delle regioni. Noi ci adegueremo a pareri, a ordinanze o altro a livello nazionale solo se la condizione sanitaria sarà ovviamente utile a sostenere questa tesi della riapertura. La questione sarà al centro di una riunione tra le regioni, ma il parere del CTS, continua Zaia, smantella il modello dei colori delle regioni. C'è questo parere che a questo punto smonta anche la costruzione delle zone, perché la zona gialla prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona arancione prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona rossa prevede la chiusura delle scuole superiori e della seconda e terza media. Quindi se tu dici che comunque tutte devono essere riaperte, vuol dire che si rivede anche tutto il modello delle zone. Ecco, avete sentito dunque c'è questo ricorso al TAR da parte di 17 genitori, un ricorso che parte da Vicenza per il ritorno in classe degli studenti. Sentiamo. Parte da Vicenza il ricorso al TAR per il ritorno in classe anche per le scuole secondarie di secondo grado del Veneto. 17 ricorrenti genitori di ragazzi di Schio, Longare, Vicenza, ma anche Verona e Mestre. Un ricorso, ci spiega l'avvocato Giovanni Sala, che ha presentato l'istanza per nome e per conto dei ricorrenti, nato dal tam tam tra genitori e sull'onda di quanto già accaduto in altre regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La richiesta è l'annullamento dell'ordinanza regionale numero 2 del 4 gennaio scorso, che prevede, ricordiamo, il mantenimento della didattica a distanza al 4% fino al 31 gennaio. Ricorso in cui si lavora molto sui tempi, intese date di emanazione di DPCM e ordinanza regionale e fasce colorate in cui la nostra regione ha transitato. Andiamo con ordine. Nel ricorso si sottolinea che sino al 15 gennaio 2021, quando viene meno l'efficacia del DPCM del 3 dicembre 2020, non ci sarebbe spazio per una competenza regionale diretta a introdurre misure più restrittive. Questo perché, evidenzia l'istanza, lo stesso DPCM prevede l'applicazione di misure più restrittive solo qualora il Ministro della Salute accerti scenari di alto rischio e al momento dell'emanazione dell'ordinanza il Veneto si trovava in zona gialla. È solo dall'8 gennaio che il Ministro Speranza pone la nostra regione in zona arancione. Ministro che allo stesso tempo indicava come la didattica in presenza nelle scuole superiori fosse categoricamente da evitare soltanto nelle zone rosse. Previsione peraltro ribadita dal DPCM del 14 gennaio scorso, che ha confermato per il Veneto la zona arancione. Il provvedimento impugnato quindi, secondo i genitori che hanno presentato il ricorso, sarebbe illegittimo, in quanto emanato in violazione delle norme statali che hanno disciplinato l'assunzione delle scelte riguardo alla didattica a distanza durante il periodo di emergenza epidemiologica e pertanto andrebbe annullato. Il precedente non manca. In Emilia Romagna un ricorso di 21 genitori per sospendere l'ordinanza per il prolungamento della DAD è stato accolto dal TAR regionale 3 giorni fa e oggi nella regione le scuole superiori hanno riaperto il 50% della capienza. Torniamo sulla campagna vaccinale, abbiamo sentito oggi Trevigiani. Siamo solo all'inizio, ne siamo consapevoli, ma per far decollare la campagna vaccinale e permetterci di uscire da questi mesi difficili in termini di contagi e di crisi economica sono necessarie più dosi. Ci si augura che il vaccino di Moderna possa arrivare entro la fine di febbraio, visto che le dosi garantite da Pfizer sono inferiori rispetto a quelle preventivate. Altra speranza è rivolta alle dosi di vaccino, se l'EMA autorizzerà la commercializzazione entro fine gennaio di AstraZeneca. I trevigiani lo sanno, vogliono in maggioranza vaccinarsi e dimostrano di essere ottimisti anche se i tempi di attesa si sono allungati. Eviterei panico, cose del genere. Penso che con un attimo di tempo le cose possano normalizzarsi come dal punto di vista della fornitura e poi ovviamente della somministrazione. Non bisogna dar colpa a nessuno, tutti quanti siamo nella stessa barca e dobbiamo affrontare anche i disagi. Prima possibile, perché siamo a rischio, diciamo. Un po' preoccupata sono, però penso che faranno di tutto per metterci in ordine. Ma preoccupata proprio no, perché finora sto bene. Il vaccino ci aiuterà a ripartire, ma le buone abitudini dovremo continuare a praticarle fintanto non si sarà raggiunta l'immunità di gregge. Certo che prima si fa meglio è, però bisogna usare la testa, essere un po'
non scemi, capito? Fino a che non ci fanno questo benedetto vaccino, ovviamente cerchiamo di mantenere quello che abbiamo sempre mantenuto fino adesso. E quindi auguriamoci per il meglio che tutto sia così, auguriamoci veramente del bene per tutti quanti e prima ne usciamo meglio è. La cronaca, ora tragedia questa mattina all'Obbia di San Giorgio in Bosco nell'Alta Padovana, forse per una fuga di gas una villetta è esplosa e si è incendiata, 2 anziani coniugi hanno perso la vita. Io abito lì a 150 metri, ho sentito il botto, ma un'esplosione proprio. Venendo fuori ho visto che c'era il fuoco alto 80 centimetri che da scoppio aveva buttato via il portoncino d'entrata. E dopo un attimo è partito tutto. Alle 7.45 all'Obbia di San Giorgio in Bosco tutti hanno sentito l'esplosione nella villetta di Enrico e Norma Fontanella in via Sant'Antonio e visto le alte fiamme circondare la casa. Gli operai di una ditta vicina sono accorsi, ma tentare di strappare i 2 coniugi alle fiamme era davvero rischioso. I 2 anziani non hanno avuto scampo. Il corpo di Enrico Fontanella, 87 anni, originario del Varesino, ex agente di commercio, è stato trovato in soggiorno. Quello della moglie Norma Todesco, 83 anni, di origini veronesi, nel letto. Da qualche anno era invalida a causa di un ictus. I vigili del fuoco sono arrivati da Padova e Cittadella con 2 mezzi, con l'unità anti-inquinamento e ben 16 operatori, con loro i carabinieri. Quasi di sicuro la causa dell'esplosione è una fuga di gas che deve avere saturato le stanze della villetta. Un quotidiano normale domestico innesco elettrico ha provocato la deflagrazione e quindi le fiamme. Esclusa l'eventualità di un gesto volontario. Discreti e gentili, lui ancora autosufficiente, da qualche anno si prendeva cura della moglie, guidava l'auto quel tanto che serviva per la spesa. Una coppia che stava economicamente bene. Per qualche anno della loro vecchiaia avevano preso l'abitudine di trascorrere l'inverno al caldo alle Canarie per poi fare rientro in tarda primavera nella loro casa di Lobia. Una coppia molto unita, Enrico Fontanella si dedicava completamente alla moglie Norma, invalida da qualche anno. Sentiamo il ricordo della figlia Rossana. È tutto bruciato, non c'è più niente. Questo hanno trovato 80 anni di vita qui, chissà cosa c'è. Era pieno d'acqua, adesso l'ho buttata via, aspetto che si asciughi poi guarderò. Cercavo il gatto. Ieri sera ho parlato con... non lo so come si spiega, perché erano molto chiusi, molto attenti. Se c'è stata una fuga di gas, perché è scoppiato qualcosa, è strano che mio papà non abbia controllato il gas. Lo faceva, lui era meticoloso, era maniaco, era molto attento. Non lo so. Autonomi, molto uniti, molto, sì, si passava, meno male, c'era qualcuno che passava tutti i giorni, si vedeva, io li sentivo sempre, cominciavano a perdere colpi, per carità, quasi 90 anni, si cominciava a dire: ma avete bisogno di aiuto? Viene qualcuno? No. Mio papà aveva la patente, guidava ancora, andava a fare la spesa, l'ospedale li seguiva, il medico, li seguivano, erano molto seguiti, io quando potevo venivo. Ma la signora aveva qualche problema di salute perché qualche anno fa ha fatto un ictus e il signore invece era una persona che insomma seguiva la moglie, erano aiutati da una signora che adesso è con la figlia. Solitamente loro andavano a svernare fuori Italia, non avete sentito? Adesso con il Covid insomma è un paio d'anni che non facevano più questo viaggio, definiamolo così, per qualche mese fuori, andavano alle Canarie. Era una famiglia che stava bene, comunque non avevano particolari disagi, questo ci tengo a sottolinearlo, persone tra virgolette definiamole normali, insomma. Anziani ma ancora in salute, ancora in forza, insomma. È
E quella di oggi è una giornata davvero drammatica sul fronte degli incendi nella nostra regione. Un anziano è morto nell'incendio della sua abitazione a San Vitale, frazione di Rovere Veronese. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell'uomo ormai carbonizzato all'interno della casa. Le fiamme hanno causato anche il crollo di una parte del tetto dell'edificio. Ancora da accertare le cause del rogo. Con i pompieri sono intervenuti sul posto anche i carabinieri. Ed un altro incendio si è verificato nella notte in un'abitazione a Malo nel Vicentino, trentenne salvato dai vigili del fuoco. È grave, sentiamo. Scoppia l'incendio, trentenne rimane imprigionato dal fumo che ha invaso l'abitazione. È accaduto nella notte in un appartamento di una palazzina di viale 8 marzo a Malo. L'incendio sarebbe divampato in cucina. I vigili del fuoco, immediatamente intervenuti sul posto muniti di respiratori, hanno individuato il giovane in camera, portato all'esterno, hanno provveduto a prestare le prime cure sanitarie in attesa dell'arrivo del SUEM. Stabilizzato, il trentenne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Spento invece l'incendio che ha distrutto la cucina. Ed ancora cronaca, è stato convalidato l'arresto del 42enne nigeriano che sabato pomeriggio ha ucciso la moglie a coltellate. È stato convalidato l'arresto di Moses Osagi, il 42enne di origine nigeriana che sabato nel tardo pomeriggio ha ucciso la moglie Victoria a coltellate, qui nell'abitazione dove vivevano con i loro 3 figli che hanno assistito alla scena. Victoria voleva lasciare il marito, forse è stato proprio questo a scatenare la sua ira. Agli operatori dei servizi sociali che la seguivano aveva detto che se ne sarebbe andata non appena avessero trovato un'altra sistemazione per lei, ma sembra non avesse accennato a botte o violenze. Litigavano, ma come può accadere tra molte coppie e in molte famiglie, come raccontano anche alcuni vicini, descrivendo il 42enne una persona pacifica. Una famiglia normalissima e lui soprattutto era una persona meravigliosa, cioè disponibile, simpatico, era anche educato. Mio padre per esempio le aveva offerto anche un pezzo d'orto che lui però ha detto coltivatelo voi perché appunto non abbiamo tempo. Si sentivano spesso litigi, urla lì, però come in tutte le famiglie magari c'è il litigio più forte, ma non avremmo mai pensato a certe cose, ecco. I bambini erano educati, non davano segni di essere aggrediti. Ci sono stati episodi che appunto le forze dell'ordine sono intervenute perché appunto noi vicini abbiamo chiamato più volte perché si sentivano ste urla ed eravamo preoccupati per i bambini. Famiglia normale, proprio non so cosa sia successo su quella mente, proprio non saprei proprio rispondere. Quel pomeriggio in via Silvio Pellico a Concordia Sagittaria in molti hanno sentito la 35enne urlare. Cercava di fuggire dalla furia del marito, tentava di salvarsi. Dopo le prime coltellate, infatti, è riuscita a scappare, ma lui l'ha ripresa trascinandola in casa per darle il colpo di grazia. Almeno 15 le coltellate inferte. Le tracce di sangue sono ovunque, anche percorrendo, allontanandosi di alcuni metri dalla casa, continuano a vedersi lungo la strada. Colpi al viso, al collo, all'addome, alla schiena, alle gambe. Uno scenario sconvolgente, quello che si sono trovati di fronte i carabinieri e i sanitari del 118 intervenuti sul posto. I coltelli da cucina utilizzati sono stati sequestrati. E mentre Victoria non c'è più e Moses è in carcere, ora ci sono 3 bambini che dovranno superare lo shock e affrontare, oltre la perdita della mamma e l'allontanamento dal papà, una nuova vita che li ha già messi a dura prova. Cambiamo argomento, parliamo di cultura perché sfuma oggi l'assegnazione a Pieve di Soligo e al territorio dell'Alta Marca Trevigiana di Capitale Italiana della Cultura 2022. Il titolo è andato a Procida. La città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida. In videoconferenza il ministro Dario Franceschini annuncia l'assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022 all'isola campana di Procida. Pieve di Soligo e le terre dell'Alta Marca ci hanno creduto fino alla fine. Il progetto, che ha permesso di arrivare tra le 10 finaliste, è stato valutato e apprezzato. Nella sala dove il sindaco Stefano Soldan e i suoi collaboratori hanno atteso e ricevuto il responso, scoppia un applauso di ringraziamento. Complimenti a Procida
la bellezza del loro programma e auguriamoci di poter far visita a questa bellissima città. Noi andiamo avanti con il nostro programma e poi se le idee sono e diventano capaci di interagire con la nazione ne saremo contenti. Certo, la delusione per non avere vinto il titolo è umana e c'è, ma siamo anche orgogliosi di poter essere entrati nelle 10 finaliste e abbiamo la volontà di realizzare quello che c'è dentro il nostro progetto. Quindi è solo una questione di cambiare prospettiva, di continuare a lavorare. Poi io dico anche che ci potrebbe essere un club fra le città trevigiane già candidate, come Vittorio Veneto, Montebelluna e Treviso, oggi anche Pieve di Soligo, per mettere insieme questi dossier e fare in modo che la cultura diventi un veicolo trainante per l'intera Marca trevigiana. Pieve è pronta a sostenere la candidatura per il 2024 di Treviso. Quanto ai pievigini, la notizia della mancata assegnazione è stata accolta con dispiacere ma anche sportività. Dispiace molto aver perso questo treno, sì, perché dava lustro a tutto il territorio nostro. Ben per Procida, però avrei avuto tanto piacere che fosse Pieve. Questa città comunque secondo me ha delle buone potenzialità e qui appunto abbiamo un patrimonio sia artistico sia culturale molto, molto importante, quindi sì, devo dire che è un peccato per questo. Sia per tutto il paese, anche ovviamente per le attività connesse, poteva essere sicuramente un'ottima opportunità. Dispiace, però Procida è una gran bella isola in ogni caso, che merita, speriamo nella prossima volta. Sono chiusi da febbraio e da allora parte dei bar, delle associazioni sportive, del volontariato e dei circoli sociali si siano tutti dimenticati. Il Forum Veneto del terzo settore si appella ai parlamentari per autorizzarne con le opportune regole la riapertura. Bar aperti ma circoli chiusi da febbraio 2020. Una discriminazione che non aiuta il paese, dice il Forum Veneto del terzo settore, che dopo 10 mesi di silenzio e mancati introiti ha deciso di non tacere più. Vanno riaperte in qualche modo, chiede anche le attività di vendita di cibo e bevande riservate ai soci per ripristinare la solidarietà, un'esigenza per la quale si ricorre spesso all'aiuto, guarda caso, proprio del terzo settore. Però il terzo settore, il volontariato, è fatto di luoghi fisici, è fatto di luoghi di aggregazione che in questo momento sono per la maggior parte fermi, nonostante che ci siamo attrezzati per tempo. Sono 30.000 in Veneto, circa 5.000 a Padova, le realtà di volontariato attive soprattutto nella cultura, lo sport e la solidarietà. Nei piccoli centri e nelle periferie sono l'unica occasione di socialità. Secondo noi si sta perdendo anche l'opportunità per raggiungere anche quei soggetti che possono avere più bisogno di essere, tra virgolette, intercettati e aiutati anche dai servizi pubblici. Riaprire le porte per un caffè o un pasto caldo scongiurerebbe l'interruzione definitiva dell'importante rete di solidarietà e socialità che vi è collegata. L'appello ai parlamentari e ai componenti del governo veneti. Sapersi fare interpreti anche della specificità, della maturità con cui le nostre realtà sono organizzate, in modo da, come dire, richiedere le giuste non eccezioni, perché qui non si tratta di fare eccezione alla regola, ma valorizzazione di quelle eccellenze che modestamente abbiamo e che possono consentire al sistema pubblico-privato della sussidiarietà di mettere in campo delle risposte ai nuovi bisogni che stanno emergendo. Quello che però verrebbe a mancare è la presenza sul territorio di organismi organizzati e capaci, in sinergia con il pubblico, che deve sempre avere la regia, di appunto raccogliere queste esigenze che saranno sempre più diffuse e drammatiche. Andiamo a Padova ora per parlare di mobilità. È stato consegnato nella notte al Comune e all'APS il primo tram che funzionerà sulla futura linea chiamata SIR 3 dalla stazione a Volta Barozzo. Il convoglio che trasportava il tram è partito da Strasburgo qualche giorno fa, ha attraversato il tunnel alpino del Monte Bianco sotto la neve e nella serata di domenica ha percorso l'autostrada fino al deposito del capolinea sud della Guizza. Si tratta del primo degli 11 mezzi che andranno a servire la linea SIR 3 dalla stazione a Volta Barozzo e a rafforzare l'attuale linea, il primo dei 4 mezzi che verranno consegnati a cadenza bimestrale.
Siamo molto contenti perché il progetto sta andando avanti. Da una parte andiamo avanti con la burocrazia che serve per arrivare all'appalto dei lavori, che contiamo di pubblicare la gara fra qualche mese. Nel frattempo è arrivato il primo mezzo, nei prossimi mesi arriveranno anche le altre componentistiche per questo mezzo e nel corso di quest'anno arriveranno i primi 4 mezzi per la nuova linea. Prima dell'avvio previsto per il 2023 arriveranno gli altri 7 per un totale di 11. Nel caso in cui venissero accettati e approvati i nostri progetti dal Ministero dei Trasporti, Padova si doterà di una flotta di tram di circa almeno 60 mezzi, con una rete che si estende come una linea metropolitana leggera di superficie. Un'occhiata alla nostra programmazione, questa sera torna Ring a partire dalle 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino, Roberto Grigoletto del Partito Democratico in studio ed Elison Cavallin, ristoratrice, e poi l'onorevole Marco Marin di Forza Italia e Sara Moretto di Italia Viva con il senatore Antonio De Poli dell'UDC. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21:15. Ed è tutto per l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Grazie per l'attenzione. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Il meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Temporaneo aumento della pressione, tempo in prevalenza stabile. Sarà una giornata ancora fredda, ma il gelo russo verrà gradualmente sostituito da correnti più miti nel corso della settimana. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 19 gennaio ci mostra una situazione tutto sommato tranquilla, precipitazioni assenti. Avremo però nubi basse e nebbie, a tratti anche fitte e persistenti un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura. Non si escludono delle schiarite maggiormente soleggiate invece sulle zone montane. Come detto, il clima sarà rigido con temperature minime sotto lo zero, un po' su tutte le province della nostra regione, massime invece tra i 2 e i 4 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, più sole qui, tuttavia con locali addensamenti e con riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi invece sui 5-7 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto e soleggiato, vedete il cielo sarà al massimo poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento. Temperature minime ancora ampiamente sotto lo zero, massime sui 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.